Vogliamo iniziare questo nuovo insieme a Dio, avendo Gesù al primo posto della nostra vita. E per questo oggi siamo qua riuniti in questa chiesa, perché Dio è qua in mezzo a noi e noi vogliamo cominciare quest'anno, vogliamo avere questo nuovo inizio insieme a Lui. Ma il culto di Capodanno non è solo un culto in cui ringraziare Dio. Sicuramente dobbiamo ringraziare per questo anno che è passato. Sono sicuro che già nelle vostre preghiere avete ringraziato il Signore in questi ultimi giorni. Ma questo culto di Capodanno, è un culto in cui noi dobbiamo profetizzare per quello che sta per arrivare. Profetizzare per il 2024 che tra poco inizierà e che ci riserverà sicuramente grandi cose se Dio è con noi. E in questo momento, in questa serata, noi vogliamo profetizzare grandi cose nella nostra vita. Per questo motivo oggi cominceremo questo culto profetizzando. E io guiderò questo momento, ma io desidero che tu possa profetizzare. Io desidero che tu possa alzare la tua mano e girarla verso le persone vicino a te, perché noi inizieremo questo culto come uno in Cristo, profetizzando nella vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, profetizzando abbondanza in questo 2024, profetizzando guarigione, cura, profetizzando provvisione di Dio sulle nostre case, sulle famiglie. Profetizza per la persona vicino a te. Metti la tua mano su di lei e attraverso di questo che sia un segno di benedizione di Dio nella sua vita. Noi vogliamo profetizzare per ogni nostro fratello, ogni nostra sorella, un 2024 ricco di benedizioni. Così noi vogliamo cominciare questo culto al Signore, essendo uni in Cristo e profetizzando per le persone di fianco a noi. Puoi alzare la tua voce in questo momento e profetizzare nella vita della persona di fianco a te. Amen. Signore Gesù, in questo momento noi vogliamo iniziare questo culto, Signore, ringraziandoti per essere qua, e vogliamo cominciare, Signore, profetizzando per un nuovo anno, che sia un anno pieno di benedizioni, pieno del tuo agire, pieno della tua provvisione, pieno, Signore, del tuo spirito, della tua presenza nella vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Come prima cosa, Signore, noi vogliamo cominciare questo culto e dedicare questo finale di anno profetizzando come uno in Cristo sulla vita delle persone intorno a noi. Che, Signore, tu possa essere il Dio che venga a provvedere nelle nostre case, Signore. Che tu sia il Dio che venga a provvedere, Signore, nell'unità matrimoniale del mio fratello, della mia sorella. Che, Signore, tu sia il Dio che venga a proteggere, a dirigere i figli della casa della persona vicino a me. Signore, che tu sia il Dio, Padre, che verrà, Signore, a mettere la mano in ogni necessità. Dovunque, Signore, la persona, il mio fratello, la mia sorella abbia bisogno, Signore, che tu sia il Dio che venga, Signore, a portare benedizione, a portare gioia, a portare allegria, rinnovo in questa casa. Nel nome di Gesù, Dio, io voglio profetizzare i tuoi miracoli nella vita del mio fratello. Voglio profetizzare le tue benedizioni, le tue guarigioni nella vita della mia sorella malata, Signore. Che in questo 2024, in ogni mese di quest'anno, che le tue grandi benedizioni possano essere su tutti i miei fratelli, su tutte le mie sorelle. Noi siamo uno in Cristo e la vittoria del mio fratello è la mia vittoria. Nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo profetizzare su tutta questa chiesa, che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano vivere un anno pieno delle tue benedizioni in Cristo Gesù. Per questo noi ti ringraziamo e cominciamo ad adorare il tuo nome questa sera. Amen. Alleluia! Alleluia! Prima di cantare, facciamo una prova. Oh. Facciamo la prova così? Vai. 1, 2, 3, sì. È facile, è solo alleluia. Vai. Oh. Ci muoviamo un po'?
nella presenza degli uomini, nella presenza degli angeli, sempre io ti loderò. Anche se sono in guerra, anche se sono in guerra, celebrerò la mia vittoria, io ti loderò, ti loderò. Tutta la terra, un nuovo canto si sentirà, la tua allegria è la forza che mi dai, più di meraviglie, che meraviglie. Loderò! Loderò, loderò, loderò. Io entro nella tua presenza, riceverò il tuo potere, e quanto più il tempo passa, io voglio te. Il fuoco cade, la chiesa canta, il nemico cade. Fuoco e gloria! Fuoco e gloria nella chiesa, 1000 gradi di sole, 1000 gradi di sole. Il suono della festa salirà, della tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Il suono della festa salirà, della tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Sono le voci. Il suono. Si sentirà più forte, più forte. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vede, si sentirà il nuovo di alleluia. Saltando! Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Il suono della festa salirà e la sua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia, alleluia. Alleluia! Alleluia! Adesso chiederò, tem crente aí? Você diz, eccomi, ok? 1, 2, 3, tem crente aí? Alleluia! Alloriamo il Signore allora. Amen? Questa la sapete? Questa l'avete già ballata? E quindi tutti quelli che hanno ballato questa canzone, fatevi fuori, ballate e adorate il Signore. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo, loda il Signore. Lodo nei monti e nella valle, e quando ho fiducia o se dubio, ti lodo da solo o in moltitudine. Perché? Perché la mia lode distrugge le potestà. Finché io respiro, io continuerò. Loda il Signore, anima mia, egli
cielo ti sento, ti lodo, non mi lascerai. La lode è un'arma, è più che un suono, è il grido che le muraglie distruggerà. Finché io respiro, io continuerò. Anima mia, e io ti loda al Signore. Anima mia, non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò dal Signore, anima mia. Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, adoro, non c'è nessuno come te. Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come te. Loda al Signore, anima mia, e io vivo. Loda al Signore, anima mia. Loda al Signore, anima mia, e io grido. Loda al Signore, anima mia. Non mi fermerà, il Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerà, il Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerà, il Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi loda al Signore, anima mia. Allora tu che respiri, Loda il Signore, in ogni tempo. Loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo. Loda il Signore, Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo. Loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo. loda il Signore. Alleluia. Chiedi al tuo fratello, ma tu hai cantato? Tu hai visto qualcuno che non ha cantato? Tu hai visto qualcuno che non ha cantato? Proviamo. Tu che respiri, loda il Signore. Bravi bambini! Più forte! Tu che respiri, loda il Signore! Loda il Signore! Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo. loda il Signore! Alleluia! Alleluia! Applauda più forte il Signore, alleluia! Alleluia! Tu sei santo, Signore! Alleluia, tu
Tu sei bontà, Padre, Tu sei buono, Tu sei grande. Noi vogliamo cantare questa bontà, Signore. Noi vogliamo dichiarare, Signore, che 2023 sì è stato un anno difficile. 2023 sì, noi abbiamo passato per tribolazioni. 2023 sì, noi abbiamo avuto momenti di tristezza, di disillusione, molti no, molte risposte che noi volevamo che fosse un'altra, fosse arrivata al contrario. Ma in tutte queste cose, se tu guardi la tua vita oggi, tu sei qui ad adorare il Signore insieme alla tua famiglia. Questa è la bontà del nostro Dio. Questa è fedeltà del nostro Dio. Il nostro Dio è fedele, il nostro Dio è buono, il nostro Dio sa quello che ha per noi. Forse noi non volevamo un'altra direzione, ma Dio ci sta portando a qualcosa che è molto meglio di quello che noi pensavamo. Noi vogliamo dichiarare che il nostro Signore è buono. Noi vogliamo dichiarare la sua bontà. Noi vogliamo dichiarare che noi lo amiamo con un amore al di sopra di ogni cosa. Che non importa quello che noi abbiamo passato in 2023, noi siamo qua ad adorare il suo nome. Non importa quello che non è andato bene, non importa quello che non è andato per come noi volevamo. Noi siamo qua perché in tutte queste volte che è successo qualcosa di strano, Dio ha continuato ad essere fedele. Dio ha protetto la nostra famiglia, Dio ha protetto la nostra casa. Noi vogliamo dichiarare la sua bontà questa sera. Adoriamo il Signore insieme. Ti amo, Dio, la tua grazia mi fallisce i miei giorni. In cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio. Ti amo, Dio, ti amo, Dio, la tua grazia i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono. Dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità tua presenza mi conforta. So che sei il mio Padre, il mio amico sei. Io vivrò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La
la tua bontà mi seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, Signore, io guardo a te, lodo tutto a te, io vivrò solo per te, la tua bontà mi seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, Signore. Sei fedele in ogni tempo. Io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buon con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore, la tua bontà la tua bontà mi seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, Signore.
Io mi ricordo della tua fedeltà quando eri giovane, come tu mi amavi, come sposa tu mi seguivi nei deserti, per terre non seminate. Forse una giovane può dimenticarsi delle sue gioie, o forse una sposa può dimenticarsi dei suoi gioielli nuziali. Nonostante questo, il mio popolo si è dimenticato di me. Quando sei nata, nessuno se ne è importato. Nessuno ha tagliato il cordone ombelicale con cui eri attaccata tua madre. Nessuno si è preoccupato di lavare e sfregare il tuo corpo con il sale. Nessuno ti ha vestita, è così che ti ho trovata. Nessuno ha avuto pena, nessuno si è interessato a te per darti un po' di affetto e un po' di attenzione. Eri appena nata e sei stata abbandonata in un campo a morire. Ma passando di lì, io ti ho vista. Eri ancora coperta di sangue, ti dissi: vivi, cresci come una pianta. E questo è avvenuto, sei cresciuta diventando alta, bella come nessun'altra. Sei diventata una bellissima ragazza, ma nonostante questo continuavi ad essere nuda e senza protezione. Più tardi, quando passai da lì nuovamente, tu ormai eri diventata una ragazza adulta, pronta per il matrimonio. Allora io ti ho coperta con il mio mantello, mostrandoti che saresti stata la mia sposa. Ho fatto un patto con te, ho giurato di essere tuo marito e così tu sei diventata mia. Così io ti ho lavata con acqua, ho pulito il sangue che ti copriva e ho versato olio profumato sul tuo corpo. Ti ho vestita con vestiti decorati di lino e di seta, ti ho messo ai piedi sandali di cuoio. Ti ho dato anche dei gioielli per risaltare ancora di più la tua bellezza e una corona da mettere sulla tua testa. Così tu sei stata abbellita con oro e argento, con lino e seta. Sei diventata bella, veramente bella, e ti sei trasformata in una grande regina. Sei diventata famosa tra le nazioni per la tua bellezza. Difatti era una bellezza perfetta, perché era stata creata da me. Era la mia gloria che ti faceva così bella. Ma ti sei fidata troppo della tua bellezza e hai pensato che non avevi più bisogno di me. Sei finita per diventare una prostituta, dandoti a chiunque passasse vicino a te. Hai usato i vestiti che ti ho dato per abbellire gli altari di falsi dei ai quali ti sei consegnata. I gioielli, l'oro, l'argento, doni così belli e preziosi sono stati usati per fare statue di uomini e tu hai adorato quelle statue. Questo è stato un vero tradimento, una vera infedeltà contro di me. I tuoi bei vestiti sono stati usati per coprire quelle statue. Il mio olio e il mio incenso profumato sono stati offerti a queste immagini. E finché tu commettevi questi peccati, non sei mai stata capace di ricordarti di quel tempo in cui tu eri nuda e ricoperta di sangue. Che mancanza di gratitudine. Hai continuato a vivere nell'idolatria, usando i doni che io ti avevo dato per compiacere il mondo, vivendo nei vizi, negli adulteri, nelle menzogne e in ogni tipo di impurità che macchiava sempre di più la tua antica bellezza e che intristivano me, il tuo sposo. E senza vergogna invitavi chiunque ad essere tuo amante. Non hai avuto forza per resistere a quei cattivi desideri, allontanandoti ogni giorno di più da me, da chi veramente ti ama. Prima tu eri la mia sposa fedele, ma adesso non sei altro che una ragazza che corre dietro ad altri dei. Io dovrei trattarti come tu hai fatto con me. Tu hai annullato il nostro patto. Il nostro antico compromesso è diventato senza valore a causa della tua infedeltà. Ma io mi ricorderò delle promesse che ti ho fatto, quando ancora eri un popolo giovane, perché io sono fedele e non torno indietro dalla mia parola. Il patto che ho fatto con te è un patto eterno. E certo ti vergognerai ricordandoti dei tuoi antichi peccati, sentirai vergogna e comprenderai che non meriti tutta questa bontà perché non hai mantenuto le promesse di fedeltà che mi avevi fatto. Ma io perdonerò il male che tu hai fatto contro di me. Se tornerai a me, io ti innalzerò nuovamente. Quando il tuo orgoglio cadrà e consegnerai con gioia il tuo cuore a me, allora io guarirò le tue ferite, asciugherò le tue lacrime, spezzerò ogni laccio, ogni catena per riaverti mia. Io sigillerò il mio patto con te e scriverò un nuovo inizio per noi. Un inizio fatto di gioia, un inizio fatto di miracoli, un inizio fatto di amore. E allora finalmente tu capirai che io sono il Signore. Figlio dell'uomo, mostra ora alla Chiesa la nuova storia che io voglio avere insieme a lei. De lado a noiva de grinalda e véu e vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar.
frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. O preço ele já pagou, a festa preparada foi. Não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar encantada com o que nesse mundo está? Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Esse é o retrato desse nosso tempo. O momento é chegado e o noivo está atento. Até quando ele esperará? Nós, a sua noiva. Ó Senhor, venha nos despertar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Pois contigo queremos estar. Pois contigo queremos estar. Io non ti ho mai abbandonato e adesso, con amore immenso, io sto aspettando il tuo ritorno. E adesso, con amore eterno, io inizierò una nuova storia insieme a te. Aleluia. A Deus. Puramente, muitas pessoas não percebem o agir de Deus para com a igreja. Molte persone non percepiscono l'agire di Dio con la Chiesa. Temos aqui representado uma igreja sadia, Abbiamo appena visto rappresentato una Chiesa sana, uma igreja que era sadia e se transformou em algo que não era sadia. è una Chiesa che era sana e si trasformò in qualcosa che non è sano. Pergunto para todos aqui: E io chiedo a tutti voi qua, por que existe evangelismo? perché esiste evangelismo? Talvez você já se fez essa pergunta. Por que existem missões? Perché forse ti sei già fatto questa domanda, perché esiste le missioni?
Por que existe igreja? Perché esiste la Chiesa? Por que existe você? Perché esisti tu? Porque tem gente que ainda não conhece o Senhor Jesus. Perché ci sono persone che ancora non conoscono il Signore Gesù. Tira a igreja da terra Togli la Chiesa della terra e o mundo vira um caos. e il mondo diventa un caos. A igreja é a instituição mais sagrada La Chiesa è l'istituzione più sacra de tudo que existe aqui. di tutto ciò che esiste qui, Depois é nossa família. dopo la nostra famiglia. E por isso que eu repito, Per questo io ripeto, algumas pessoas não percebem come le persone non percepiscono o que Deus está fazendo. ciò che Dio sta facendo. Esse texto que foi lido aqui pelo nosso pastor Questo testo che è stato letto dal nostro pastore foi traduzido de um texto em português. è stato tradotto da un testo in portoghese. A primeira vez que eu ouvi esse texto, La prima volta che ho sentito questo testo, que eu ouvi hoje, ho sentito oggi, me causou alguma coisa estranha. mi ha causato una cosa strana. Sinceramente, eu não gostei desse texto original. Sinceramente non mi è piaciuto questo testo nell'originale. Tinha umas palavras ali falando da igreja de uma forma muito dura. C'erano delle parole che parlavano della Chiesa in un modo molto duro. Eu falei com a Vanessa assim: E ho detto alla Vanessa così: se eu fosse o pastor, eu não passaria esse texto. se io fossi il pastore non passerei questo testo. Mas como eu não decido, Ma siccome io non decido, o pastor decidirá. il pastore deciderà. E quando eu vi essa forma traduzida, E quando ho visto questa forma tradotta, eu percebi que o texto foi mudado. ho percepito che il testo è stato cambiato. Quando a Vanessa mostrou para mim esse áudio do pastor falando, desse mesmo que todos ouviram aqui, Quando Vanessa mi ha fatto sentire l'audio che tutti avete sentito qua, a Vanessa olhou para mim, eu olhei para a Vanessa, Vanessa mi ha guardato, io l'ho guardata, nos lembramos da nossa conversa, siamo ricordati della nostra conversazione. e eu falei para a Vanessa assim: sabe por que ele mudou o texto? E ho detto a Vanessa, sai perché ha cambiato il testo? Porque ele ama a igreja do Senhor e tem temor do Senhor no seu coração. Perché lui ama la Chiesa del Signore e ha timore del Signore nel suo cuore. Isso queimou dentro de mim. E questo ha bruciato dentro di me. Porque tira a igreja, Perché toglie la Chiesa tudo se transforma num caos. e tutto si trasforma in un caos. Se tem uma coisa que nós devemos defender com as nossas vidas, Se c'è una cosa che dobbiamo difendere con le nostre vite, é a igreja do Senhor. è la Chiesa del Signore. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 43, versículo 19, diz assim: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, até no deserto onde não tem vida, Ossia anche nel deserto dove non c'è vita, eu vou abrir um rio. io aprirò un fiume. É a igreja do Senhor. È la Chiesa del Signore. Porque se a igreja do Senhor está aqui nessa cidade, Perché se della Chiesa del Signore è qui in questa città, é porque existem famílias que devem ser reconstruídas, è perché esistono famiglie che devono essere ricostruite, casamentos que devem ser reerguidos, matrimoni rialzati, jovens que devem ser cheios do poder do Espírito Santo, giovani che devono essere pieni del potere dello Spirito Santo, filhos obedientes aos seus pais. figli obbedienti ai E padri. quando o Senhor me falou nesse dia sobre o texto que foi mudado, E quando il Signore mi ha parlato sul testo che è stato a cambiato, palavra do Senhor veio dentro do meu coração. la parola del Signore è venuta dentro il mio cuore. A ADM Verona ADM Verona é essa igreja. è questa Chiesa. Daqui deste lugar Da questo posto sairão usciranno ministros ministri de Deus di Dio que entrarão nas casas, che entreranno nelle case, pregarão para os casamentos, predicheranno i e matrimoni aquele casal servirá ao Senhor. e quelle coppie serviranno al Signore. Neste lugar In questo luogo nascerá nascerà
pessoas C'erano persone cheias do Espírito Santo. piene dello Spirito Aqui Santo. nesse lugar, Qui in questo luogo pessoas persone serão batizadas saranno no battezzate Espírito Santo. con lo Spirito Santo. Cada rua dessa cidade Ogni strada di questa città ouvirá de Jesus sentirà parlare di Gesù porque conheceu alguém da ADM Verona. perché ha conosciuto qualcuno della A DM igreja Verona. do Senhor. La Chiesa del Signore. Você será Tu sarai uma ferramenta una ferramenta na mão nella de mano Deus. di Dio. 2024 2024 será o ano de Deus sarà l'anno di Dio nessa cidade. in questa città E você será a ferramenta de Deus. e tu sarai lo strumento di Dio. Creia. Credi, O Senhor está aqui nessa noite. il Signore è qui questa sera. Deus está desenhando 2024. Dio sta disegnando il A 2024. sua igreja está aqui. La sua Chiesa è qui. Seus ministros estão aqui. I suoi ministri sono qui. E nós estimamos por eles que estão lá fora. E noi non rinunciamo a quelli che sono là fuori. Amém? Amém. Feche seus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Por isso que nós devemos defender a igreja. Per questo dobbiamo difendere la Chiesa. Porque é daqui Perché da qui que a voz do Senhor la voce del Signore será ouvida lá fora. sarà sentita là fuori. Não sei em quantos anos, Non so in quanti anni, mas as notícias ma le notizie percorrerão percorreranno cada rua ogni strada dessa di cidade. questa città. As pessoas ouvirão que aqui está acontecendo algum movimento. Le persone sentiranno che qui c'è un movimento. Porque pessoas vêm aqui doentes e saem curadas. Perché persone malate vengono qua e sono curate. Pessoas vêm aqui com sentimento de suicídio e Persone- saem cheio de vida. Persone entrano con sentimento di suicidio ed escono con vita. Desse lugar, Da questo luogo, ferramentas de Deus strumenti di Dio serão usados saranno usati para abençoar per benedire a cidade la città de Verona. di Verona. Abençoará Benedirà toda a Itália. tutta l'Italia. Porque em nome de Jesus, Perché in nome di os Gesù seus filhos i suoi figli estão na igreja do Senhor. sono nella Chiesa del Signore. E é você. E sei tu. Você será essa ferramenta. Tu sarai questo O strumento. Senhor te levantará. Il Signore ti alzerà. O Senhor te encherá. Il Signore ti riempirà. Verona te conhecerá. Verona ti conoscerà. Verona se prostrará aos pés do Senhor Jesus. Verona si inchinerà ai piedi di Gesù. As famílias serão abençoadas. Famiglie saranno benedette. Os jovens terão temor do Senhor. I giovani avranno timore del Signore. Os velhos voltarão a ter os seus sonhos. I vecchi torneranno ad avere sogni. E a igreja do Senhor caminhará forte, sempre avante para o alvo que é Cristo. La Chiesa camminerà sempre forte avanti nell'obiettivo che è Cristo. Pai, em nome de Jesus, Padre, in nome di Gesù, nós recebemos a tua palavra nessa noi noite. riceviamo la tua parola questa sera. Nós pedimos em nome de Jesus. Chiediamo in nome di Gesù. Abre os céus nessa noite. Apri i cieli questa sera. Toca o teu povo. Tocca il tuo popolo. Derrama o teu poder sobre os teus filhos. Versa il tuo potere sui tuoi figli. Abençoe cada família. Benedici ogni famiglia. Abençoe cada casamento. Benedici ogni Que matrimonio. os seus filhos voltem aos seus pais. Che i figli tornino dai Que os genitori. casamentos voltem ao altar do Che i Senhor. matrimoni tornino all'altare del Em Signore. nome de Jesus, que Em se nome de levante Jesus. nessa noite Que se alce questa sera. profetas cheios do poder de Deus. Profeti pieni del potere di Dio. Pastores com o temor da sua palavra. Pastori con timore della tua parola. Evangelistas que andarão aos quatro cantos dessa cidade. Evangelisti che cammineranno ai quattro angoli della città. Pregando cura. Predicando cura. Pregando libertação. Predicando liberazione. Impondo as mãos sobre os enfermos. Che impongono le mani sui malati. E eles serão curados. E loro saranno curati. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Derrama o teu poder. Versa il tuo potere. Abençoe. Benedici. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Deus usará essa igreja Dio userà questa chiesa de uma forma poderosa. di una forma potente. Irmãos, se preparem para o que Deus irá fazer nas nossas vidas. Fratelli, preparatevi per ciò che Dio farà nelle nostre Hoje vite. é um ato profético. Oggi è un atto Esse profetico. culto é um culto profético. Questo culto è un culto É um profetico. desenho do que acontecerá no que vem ou nos próximos anos. È un disegno di ciò che succederà nell'anno Mas che verrà. notícias virão. Notizie arriveranno. E essa igreja estará no centro dela, porque está no centro da vontade de Deus. E questa chiesa sarà al centro di essa perché è al centro della volontà di Dio. Quem crê? Chi crede?
Quem diz, eis-me aqui, eu quero ser essa E ferramenta. dice, eccomi, voglio essere questo strumento. Eu quero ser usado. Voglio essere usato. Eu quero sair da omissão. Voglio uscire dall'omissione. Eu quero sair do ostracismo. Uscire dalla statità. Eu quero ser útil ao Senhor. Voglio essere utile al Signore. Eis-me aqui, Senhor, eu quero mudar a minha geração. Eccomi qua, voglio cambiare la mia Eu quero generazione. mudar a minha casa. Voglio cambiare la mia Eu casa. quero mudar a minha rua. Cambiare la mia O meu strada. bairro. Il mio A quartiere. minha cidade. La mia città. E essa nação. E questa nazione. Usa-me conforme a tua vontade. Usami conforme la tua Para a volontà. glória do teu nome. Per la gloria del tuo Em nome. nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. Amen. Aplauda o Senhor Jesus. Applaudi il Signore. Sei il Dio di questa terra, sei il re di questo popolo, sei il Signore della nazione. Tu sei la luce di questo mondo, speranza per i perduti, sei la pace per i stanchi. Tu sei, nessuno è come il nostro Dio, nessuno è come il nostro Dio, nessuno è come il nostro Dio, nessuno è come il nostro Dio. Grandi cose stanno arrivando, grandi cose succederanno qui in questo luogo. Grandi cose stanno arrivando, grandi cose succederanno qui in questo luogo. Grandi cose stanno arrivando, grandi cose succederanno qui in questo luogo. Grandi cose stanno arrivando, grandi cose succederanno proprio qui. Sei il Dio di questa terra, sei il re di questo popolo, sei il Signore della nazione. Tu sei la luce di questo mondo, speranza per i perduti, sei la pace per i stanchi. Tu sei, nessuno è come il nostro Dio, nessuno è come il nostro Dio, nessuno è come il nostro Dio, nessuno è come il nostro Dio. Grandi cose stanno arrivando, grandi cose succederanno qui in questo luogo. Grandi cose stanno arrivando, grandi cose succederanno qui in questo luogo. Grandi cose stanno arrivando, grandi cose succederanno qui in questo luogo. Grandi cose stanno arrivando, grandi cose succederanno proprio qui. Grandi cose. Nessuno è come il nostro Dio,
nessuno è come il nostro Dio, nessuno è come il nostro Dio, è come il nostro Dio. Amen. Vogliamo adesso passare un breve video per ricordarci un po' di quello che è stato per noi questo 2023. Sicuramente questo è stato un anno pieno di cambiamenti per la nostra Chiesa, dove ci sono stati molti lavori nella ristrutturazione, partendo, come avete visto, dalle sedie, poi abbiamo passato al tetto e anche al pavimento. Abbiamo avuto poi il nostro battesimo annuale, dove ci siamo rallegrati per i nostri fratelli in Cristo che hanno fatto questa importante decisione per la loro vita. Abbiamo anche avuto delle persone che hanno deciso di consegnare la loro vita a Gesù. Abbiamo vissuto momenti fantastici e divertenti insieme ai nostri teens e giovani durante i nostri incontri Fusion. C'è stato il nostro tè delle donne. E tanti momenti indimenticabili durante i nostri incontri in casa. C'è stato tanto calcio con proposito. Abbiamo avuto il nostro primo congresso per le coppie. Abbiamo visto tanti nuovi progetti nascere. E anche nuovi ministeri. E ministeri che sono cresciuti molto. Sì, molto è cambiato, ma se c'è una cosa che non cambia e non cambierà mai, questa è la bontà e la grazia di Dio per noi. Speriamo che qua tu ti senta a casa, tu ti senta in famiglia, ma soprattutto che tu ti senta uno in Cristo insieme a noi.
Amen. Non preoccupatevi, stiamo tenendo d'occhio l'orologio per non perderci con l'ora. Faremo il countdown poco prima di mezzanotte per poi farci gli auguri. Però finché non arriva la mezzanotte continuiamo il nostro culto. Io ti chiedo di alzarti in piedi in questo momento. Faremo una preghiera, tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, per ringraziare il Signore anche in questo modo per quest'anno che è trascorso e per tutto ciò che Lui ha fatto nella tua vita in quest'anno. In questo momento hai la possibilità di ringraziarlo in questo modo, tu che hai il desiderio di fare questo questa sera. Ci sarà la nostra sorella Tainara che ti può aiutare col POS, col bancomat oggi là dietro. Facciamo una preghiera per consacrare questa nostra forma di adorazione al Signore. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo ringraziarti di cuore, Signore, per tutta la provvisione che tu hai avuto sulle nostre case in tutto quest'anno, Signore. Quest'anno che sta per concludersi e per questo motivo siamo qua per celebrarti e in questo momento noi vogliamo ringraziarti attraverso le nostre offerte, attraverso il lavoro, Signore, della nostra quotidianità, per tutto quello che tu hai fatto nelle nostre case sotto l'aspetto economico, Signore, in quest'anno. Ti ringraziamo e ti benediciamo, Dio, e ti chiediamo che la tua provvisione sulle nostre vite, sulle nostre case non si fermi a questo 2023, ma che possa continuare per tutto l'anno che verrà. Noi vogliamo pregarti per questo, profetizzare questo nelle vite di questa Chiesa. Benedici questo momento, ogni decima, ogni offerta, nel nome di Gesù. Amen. Signore Gesù, vogliamo in questo momento ascoltare qualcosa che possa venire da te, che possa in questa serata, in questo fine di anno, in questo inizio di anno nuovo, darci qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso alle nostre vite, che ci faccia entrare in questo nuovo anno fortificati da te, dalla tua presenza, dal tuo spirito, da ciò che, Signore, tu vuoi mettere di nuovo oggi nel nostro cuore per iniziare una nuova storia, per avere un nuovo inizio insieme a te. Per questo noi ti preghiamo e chiediamo la tua luce su di noi questa sera. Amen. Potete sedervi? Podem se sentar? Allora, io ho preparato una predica per questa sera. Eu preparei uma pregação para essa noite, Ma un po' per l'orario, no? mas um pouco pelo horário, Perché siamo già verso le 11:30 que já é quase 11h30,
e anche un po' per ciò che Dio ha ministrato in questo culto. E um pouco também por o que Deus ministrou nesse culto. Non so se seguirò questa parola, Não sei se eu vou seguir essa palavra. anche perché quello che ha detto il nostro fratello Gilson qua Também porque o que o nosso irmão Gilson disse aqui ha toccato molto il mio cuore. tocou muito meu coração. E io spero che abbia toccato il cuore di tutti quanti noi, no? E eu espero que tenha tocado o coração de todos nós. Perché lui ha parlato di noi, Porque ele falou de nós, anzi Dio attraverso di lui ha parlato di noi ou melhor, Deus através dele falou para nós come coloro di cui Dio si vuole usare in questo 2024. como aqueles de quem Deus quer se usar nesse 2024. Dio si vuole usare di noi in questo 2024. Deus quer se usar de nós nesse 2024. Dio si vuole usare di te in questo 2024. Deus quer se usar de você nesse 2024. Hai capito questo? Você entendeu isso? Se non l'hai capito te lo faccio dire al tuo vicino di sedia, Se você não entendeu, o teu irmão vai falar. che è la cosa che mi è stata detta, è la cosa più odiata nelle chiese, no? Me disseram é a coisa mais odiada nas Quando igrejas. devi dire al tuo vicino di sedia. Fala com o teu irmão do lado. Quindi se non avete capito ve lo faccio ripetere dal vostro vicino. Então, se vocês não entenderam, o teu irmão vai repetir do lado. Ma come Dio si può usare di noi? Mas como Deus pode se usar de nós? Io penso che alla fine di un anno, no? Eu penso que no final de um ano, Ognuno di noi si faccia dei pensieri, abbia dei ricordi dell'anno che si è appena concluso. cada um de nós tem lembranças do ano que está se concluindo. E io penso che questi pensieri, che questi ricordi, E eu creio que esses pensamentos, essas lembranças, che ciò che abbiamo vissuto nel 2023 in questo caso, e aquilo que vivimos no 2023, nesse caso, è qualcosa che possa fare la totale differenza per il nostro 2024. é algo que possa fazer total diferença para esse 2024. E se noi siamo coloro di cui Dio si vuole usare, E se nós somos aqueles de que Deus quer se usar, noi dobbiamo prendere il 2023 devemos pegar o 2023 e valutare cosa portare con noi nell'anno nuovo. e valutare o que trazer com a gente para o ano novo. Perché ci sono cose che noi dobbiamo portare con noi Porque tem coisas que nós devemos levar com a gente e altre che noi non possiamo portare con noi. e outras que não podemos levar com a gente. Se noi vogliamo essere quelle persone di cui Dio si userà, Se queremos ser aquelas pessoas de quem Deus vai se usar, se tu vuoi essere quella persona di cui Dio si userà, se você quer ser aquela pessoa de quem Deus vai se usar, tu sai che ci sono cose che tu hai vissuto quest'anno você sabe que tem coisas que você viveu esse ano che tu non puoi portare con te nell'anno nuovo. que você não pode levar com você no ano novo. Se tu vuoi vivere questo nuovo inizio, Se você quer viver esse novo começo, tu sai che ci sono cose che hai vissuto quest'anno você sabe que tem coisas que você viveu esse ano che non puoi portare con te nell'anno nuovo. que você não pode levar com você no ano novo. Momenti tristi della tua vita, Momentos tristes da tua vida, non quei momenti tristi che ti fanno crescere, não aqueles momentos tristes que faz você crescer, ma quei momenti che sono tristi per Dio, mas aqueles momentos tristes para Deus. per atteggiamenti che hai avuto, Atitudes que você teve, per vizi nei quali sei cascato, por vícios no qual você caiu, per peccati che hai vissuto in quest'anno. por pecados que você viveu esse ano. Ci sono cose che tu non puoi portare con te nell'anno nuovo. Tem coisas que você não pode levar com você no ano novo. Se tu vuoi essere questa potenza nelle mani di Dio. E você quer ser essa potência nas mãos de Deus. Quando Gilson parlava, Quando o Gilson estava falando, io viaggiavo con la testa nelle sue parole. eu estava viajando com a mente nas palavras dele. E quando lui diceva che noi saremo quelle persone che saremo usate da Dio, E quando ele falava que nós seremos as pessoas usadas por Deus, io mi immaginavo noi, voi, eu imaginava nós, vocês, entrando come diceva lui nelle case delle persone entrando como ele dizia nas casas das pessoas e imponendo mani su persone. e imponendo as mãos nas E pessoas. quelle persone venivano curate E as pessoas eram curadas. e miracoli avvenivano in quella casa, E milagres aconteciam naquela casa. miracoli di provvigione, Milagres de provisão, come quel miracolo di Elia, dell'olio della vedova, como o milagre de Elias, do óleo da viúva. miracoli di restaurazione di famiglie. Milagres de restauração de famílias. È questo che io mi immaginavo, è questo che Dio mi mostrava. É isso que eu imaginava, é o que Deus me mostrava. E è questo ciò in cui Dio ci vuole usare quest'anno. É nisso que Deus quer nos usar esse ano.
Quanti piacerebbe imporre le mani su qualcuno Quantos gostariam de impor as mãos sobre alguém e vedere quella persona completamente guarita da un'infermità? e ver aquela pessoa completamente curada de uma enfermidade? Non ti piacerebbe? Você não gostaria? Penso che sarebbe qualcosa di meraviglioso per ognuno di noi. Eu creio que seria algo maravilhoso para cada um de nós. Penso che sarebbe meraviglioso per noi entrare a parlare con una famiglia che è a pezzi Creio que seria maravilhoso para nós entrar e conversar com uma família que está em pedaços. e attraverso l'agire dello Spirito Santo che si usa delle nostre parole, E através do agir do Espírito Santo que se usa das nossas palavras, vedere questa famiglia restaurata. ver essa família restaurada. Non ti piacerebbe Você não gostaria? essere quel consigliere usato da Dio che restaura vite? Ser aquele conselheiro de Deus que restaura vidas. Essere quella persona che Dio si usa affinché le tue parole Ser aquela pessoa de quem Deus se usa para que as tuas palavras tolgono giovani da vizi, da alcolismo, da droga. tirem jovens do alcoolismo, das drogas, dos vícios. Questo è ciò per cui Dio ci vuole usare in quest'anno nuovo. Isso é aquilo de que Deus quer se usar para esse ano novo. Anzi, questa è solo una minima parte di ciò che Dio ci vuole usare in quest'anno nuovo. Essa é só uma mínima parte do que Deus quer nos usar para esse ano novo. Ma se noi vogliamo che Dio ci usi, Mas se nós queremos que Deus nos use, ci sono cose di questo 2023 tem coisas nesse 2023 che noi dobbiamo lasciarci alle spalle. devemos deixar de lado. Non tutto, vero? Não tudo. Ci sono cose di questo 2023 che dobbiamo portare con noi. Tem coisas desse 2023 que devemos levar com a gente. Il profeta Geremia, nel libro delle lamentazioni di Geremia, O profeta Jeremias, no livro das Lamentações de Jeremias, diceva io devo portare alla mia mente dizia: eu devo trazer à minha memória le cose che mi fanno sperare. as coisas que me traz esperança. Noi dobbiamo ricordarci di ciò che Dio ha fatto di buono nella nostra vita in quest'anno. Devemos nos lembrar das coisas boas que Deus fez na nossa vida esse ano. Ci sono persone qua dentro Tem pessoas aqui dentro che avrebbero da raccontare testimonianze da farci rabbrividire que teriam testemunhos para contar que fariam a gente arrepiar di ciò che Dio ha fatto nella vostra vita quest'anno. do que Deus fez nas vossas vidas esse ano. Ancora Natalia non ci ha raccontato la sua testimonianza, A Natália ainda não contou o seu testemunho, ma c'è una testimonianza di guarigione miracolosa nella vita di Natalia. mas tem um testemunho de cura milagrosa na vida da Natália. Alberto invece ha raccontato la testimonianza della cura miracolosa di sua mamma. Alberto, pelo contrário, contou o testemunho da cura milagrosa da mãe dele. L'altro nostro fratello Alberto Nosso outro irmão Alberto ha una testimonianza che forse è la più grande che possiamo sentire oggi in questa chiesa, tem um testemunho talvez o maior que a gente pode ouvir aqui hoje. perché pochi mesi fa Dio lo ha tolto dalla morte. Porque poucos meses atrás Deus o tirou da morte. Forse molte persone avevano già dato la loro sentenza di morte su Alberto, Talvez muitas pessoas já tinham sentenciado a morte sobre a vida dele. anche per altri fatti che erano successi poco tempo prima. Também por outros fatos que tinham acontecido pouco tempo atrás. E invece Dio lo ha tolto dalla morte. Em vez, Deus o tirou da morte. E questa sera lo vediamo qua in mezzo a noi. E essa noite a gente pode ver ele aqui no nosso meio. Il nostro fratello Edilson ha una testimonianza di provvisione di Dio miracolosa nel suo ritorno qua in Italia quest'anno. Nosso irmão Edilson tem um testemunho milagroso sobre a sua volta para a Itália esse ano. Quello che Dio ha fatto nella sua vita nei primi mesi in cui è tornato qua è qualcosa di stupefacente, qualcosa di incredibile. Aquilo que Deus fez nos primeiros meses que ele voltou para a Itália é algo incrível. Il nostro fratello Luciano ha testimonianze di ciò che Dio ha fatto nella sua casa quando è arrivato qua. Ci sono famiglie che arrivano qua in Italia e non hanno niente, loro sono arrivati qua e gli manca solo una macchina adesso. O Dopo nosso sono a irmão posto. Luciano tem testemunho incrível de quando ele chegou aqui. Tem famílias que chegam com nada e agora, hoje só falta praticamente um carro para ele. Penso che tutti quanti noi, se guardiamo il nostro 2023, abbiamo cose che ci portano speranza. La nostra sorella Adriana, una testimonianza di salvezza nella sua vita. Creio que todos nós temos testemunhos milagrosos. A irmã Adriana tem um testemunho fantástico. Che abbiamo già raccontato qualche mese fa di quando quell'albero è caduto dove di solito lei parcheggiava la macchina, ma proprio quel giorno non era andata a lavorare, no? E já contamos alguns meses atrás que uma árvore caiu no lugar onde ela costumava estacionar e bem aquele dia ela não foi trabalhar. Tutti quanti noi abbiamo testimonianze
incredibili dell'agire di Dio nella nostra vita in questo 2023. Todos nós temos testemunhos incríveis do agir de Deus na nossa vida nesse 2023. E questi sono ricordi che noi dobbiamo portare con noi. E essas são lembranças que devemos levar com a gente. Perché Geremia dice: io devo portare con me, devo portare nella mia memoria ciò che mi dà speranza. Porque Jeremias mesmo diz, eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. E la nostra speranza è nel Signore. E a nossa esperança está no Senhor. La nostra speranza è A nell'eterno. nossa esperança está no eterno. È in ciò che Lui fa nelle nostre E vite. no que Ele faz nas nossas vidas. Ma l'entrare nel 2024 Mas o entrar no 2024, e in queste grandi cose che Dio ha per e noi, nessas grandes coisas que Deus tem para nós, in questo nuovo inizio che Dio ha per noi, nesse novo começo que Deus tem para nós, non ha solo una relazione con ciò che abbiamo vissuto nel 2023, não tem só um relacionamento com aquilo que nós vivemos em 2023. ancora di più Ainda mais, è in relazione con ciò che vivremo in questo 2024. está relacionado com o que viveremos no 2024. Non è solamente il lasciare indietro Não é somente deixar para trás le cose cattive che abbiamo vissuto quest'anno, as coisas feias que nós vivemos esse ano, ma ancora di più è il saper scegliere cosa vivere nell'anno nuovo. mas ainda mais é saber escolher o que vamos viver no ano novo. Vuoi vivere un nuovo inizio, Você quer viver um novo começo? un nuovo inizio di potenza nel Signore, Um novo começo de potência no Senhor? ma anche un nuovo inizio di guarigione nella tua casa, Mas também um novo começo de cura na tua casa? un nuovo inizio di successo nel tuo lavoro. Um novo começo de conquista no teu trabalho? Allora dovrai da ora in avanti De agora em diante, então, saper scegliere você tem que saber escolher cosa mettere davanti a te. o que colocar na tua frente. Non è solamente in relazione a ciò che dobbiamo lasciarci indietro, cosa dobbiamo portare con noi, Não é somente sobre o que devemos deixar para trás, mas o que devemos levar com a gente. e dobbiamo scegliere ciò che sarà nel nostro futuro. E devemos escolher o que vai estar no nosso futuro. Dobbiamo scegliere le persone con cui ci circonderemo in questo nuovo anno. Escolher as pessoas com que vão estar na nossa vida nesse ano. Dobbiamo saper scegliere ogni giorno tra il bene e il male. Escolher cada dia o bem ou o mal. Dio stesso dice nella sua parola: Deus mesmo diz na palavra dele: io metto davanti a voi la vita e la morte. eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Ma se volete avere un nuovo inizio, Mas se vocês querem ter um novo começo, se volete avere un anno di potenza di Dio nelle vostre se vite, vocês querem ter um ano de potência de Deus nas vossas se vidas, volete vedere la presenza e la provvisione di Dio nelle vostre vite, se vocês querem viver o poder e a potência de Deus na vida de vocês, allora d'ora in avanti então de agora em diante, scegliete vita. escolhem vida. Non lasciate che il male, che il peccato Não deixe que o mal, que o pecado possa sedurre le vostre vite. possa seduzir as vossas vidas. Non fate come ciò che abbiamo visto in una rappresentazione oggi qua sul pulpito, Não façam como a gente viu aqui na representação no púlpito, come quella chiesa como aquela igreja, che anche se era amata da Dio que mesmo ser amada por Deus, si è venduta al peccato. se vendeu ao pecado. Non fate così. Não façam assim. Sappiate scegliere qual è la strada giusta da prendere in ogni decisione della vostra vita. Saibam escolher a estrada certa para pegar em cada decisão das vossas vidas. Non lasciate che il peccato possa venire a rovinare neanche un momento di questo nuovo anno. Não deixem que o pecado venha a estragar qualquer momento desse novo ano. E lo so, no? Tante volte si dice: ah, ma è solamente una volta, Eu sei que muitas vezes se diz, mas é somente uma vez. è solamente un bicchiere, É somente um copo. lo faccio solo una volta, poi non lo faccio più. Vou fazer só uma vez, nunca mais vou fazer. Ho pieno autocontrollo su questo. Eu tenho pleno autocontrole sobre isso. Non sfidare il peccato. Não desafie o pecado. La Bibbia ci dice: fuggi dal A peccato. Bíblia nos diz, fuja do pecado. La Bibbia ci dice che Salomone era il più saggio tra gli A uomini. Bíblia nos diz que Salomão era o mais sábio entre os homens. Sansone era il più forte. Sansão o mais forte. La Bibbia ci dice che Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Tutti e tre hanno sfidato il peccato. Todos os três desafiaram o pecado. Tutti e tre sono caduti. E todos os três caíram. Non sfidare il peccato. Não desafie o pecado. Fuggi il peccato. Fuja do pecado. Che tu sappia scegliere da subito E você saiba escolher desde agora vita vida e non morte, e não morte. per avere un nuovo inizio
pieno di gioia, pieno di successo, pieno di presenza di Dio e di potenza di Dio. Para ter um novo começo cheio de vida, cheio de alegria, cheio da presença de Deus. Che tu sappia scegliere vita. Que você saiba escolher vida. Voglio darti un ultimo consiglio per questo nuovo anno. Quero te dar um último conselho para esse novo ano. C'è scritto nella seconda lettera ai Corinzi, Está escrito na segunda carta aos Coríntios, capitolo 5, versetto 17. capítulo 5, versículo 17. Se dunque uno è in Cristo, Se um está em Cristo, egli è nuova creatura. ele é nova criatura. Le cose vecchie sono passate, As coisas velhas se passaram. ecco, sono diventate nuove. Eis que tudo se fez novo. Oggi noi siamo qua per vivere un nuovo inizio. Hoje estamos aqui para viver um novo começo. Vuoi sapere qual è il modo migliore per poter vivere un nuovo inizio? Você quer saber qual é o modo melhor para viver um novo começo? Quindi se uno è in Cristo, Então, se um está em Cristo, egli è nuova creatura. ele é nova criatura. Il miglior modo per vivere un nuovo O inizio melhor modo para viver um novo começo è essere in Cristo, é estar em Cristo. è stare in Cristo. É estar em Cristo. Vuoi vivere un nuovo inizio quest'anno? Quer viver um novo começo esse ano? Vivilo in Cristo. Viva em Cristo. Come posso vivere un nuovo inizio in Cristo? Como posso viver um novo começo em Cristo? Non voglio dirti niente di nuovo, Não quero te dizer nada de novo. niente che tu non sappia già. Nada que você já não saiba. Vuoi essere in Cristo? Quer ser em Cristo? Cerca la sua presenza ogni giorno. Procure a presença dele todos os dias. Pregalo, Ora, adoralo. adora. Adoralo in ogni momento della tua vita. Adora em cada momento da tua vida. Adoralo con canti, adoralo con inni, adoralo con le tue azioni. Adora com cânticos, hinos, as tuas ações. Innamorati della sua parola. Seja apaixonado pela palavra. Questo ti porterà ad essere in Cristo. Isso vai te levar a estar em Cristo. E questo ti porterà ad essere nuova creatura. Isso vai te levar a ser uma nova criatura. E a vivere un nuovo inizio insieme a Lui. E a viver um novo começo junto com Ele. Amen. Amém. Io voglio invitare il gruppo di lode. Quero convidar o grupo de louvor. Ti chiedo anche di alzarti in piedi. E peço para você levantar de pé. Anzi, vorrei invitarti, se puoi, a venire qua davanti. Se você pode, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Tutti quanti. Todos. A parte i ragazzi della regia, che non vorrei succedesse qualcosa. Só as pessoas do som, que eu não quero que aconteça algo. Voglio chiedere a tutta la chiesa di venire qua davanti. Quero pedir a toda a igreja para vir aqui na frente. Mancano circa 15 minuti all'anno nuovo. Falta mais ou menos 15 minutos para o ano novo. In questo momento loderemo il Signore E nesse momento vamos louvar ao Senhor. e vogliamo fare un altro momento profetico. E queremos fazer outro momento profético. Abbiamo profetizzato sulla vita dei nostri fratelli. Profetizamos na vida dos nossos irmãos. Abbiamo profetizzato sulla Chiesa del Signore. Profetizamos sobre a igreja do Senhor. Ma in questo momento Mas nesse momento, io vorrei invitarti a... Venite, non serve fare un semicerchio, não tem que fazer riempiamo um tutto círculo, qua pode senza vir para frente. una cosa bella disordinata, ma Pode até ser bagunçado. se la tua famiglia non è nella regia o non è sul pulpito, Se a tua família não está lá no som, na live ou aqui no púlpito, vorrei che tu ti unissi alle persone della tua famiglia. gostaria que você se unisse junto com as pessoas da tua C'è família. posto qua, non state là dietro, venite qua così ci prendiamo tutti il Covid. Sto scherzando. Vieni. Amém. Prima che cantiamo, pregheremo pela vostra família. Dichiareremo sulla nostra família. Vamos orar e declarar sobre a nossa família. Tu sai quello che tua famiglia ha bisogno, tu Sabe sai che quello a tua che tu hai famiglia vissuto precisa. quest'anno. Que você viveu esse ano. Io so che Dio ha il meglio per la tua famiglia. Eu sei que Deus tem o melhor para tua família. Io so che Dio ha restaurazione per la tua casa. Sei que Deus tem restauração para tua Io casa. so che Dio ha una nuova storia per la tua vita. Deus tem uma nova história para tua vida. In questo momento io voglio che tu dichiarassi sulla tua Nesse famiglia. momento eu quero que você declare sobre a tua família. Preghiamo in nome di Gesù, Padre.
Noi vogliamo dichiarare, Signore, sulle nostre case, sulle nostre famiglie. Padre, noi vogliamo dichiarare sulle famiglie della Chiesa, Signore. Io voglio dichiarare sulla mia casa, sulla mia famiglia, Signore. Padre, em nome de Jesus, eu declaro que questo anno, Signore, sia um ano profético, Signore, sia um ano em que nós possamos vivere la realtà di quello che il Signore vuole per la nostra casa, Signore. Ah, Padre, che nós não possamos solo guardare e sognare quello che il Signore vuole per noi, ma che noi possiamo vivere, Signore, ciò che il Signore vuole per noi. E quindi io dichiaro, Signore, io dichiaro sulla nostra casa, Signore, io dichiaro che la nostra casa non procrastinerà più. Io dichiaro che la nostra casa si posizionerà, Signore, si posizionerà come una famiglia benedetta su questa nazione, su questa Chiesa. Io dichiaro, Signore, che i nostri figli, Signore, i nostri figli saranno, Signore, battezzati con lo Spirito Santo, saranno pieni del tuo Spirito, Signore. Io dichiaro che i nostri figli, Signore, porteranno, Signore, e non si vergogneranno del tuo Evangelho, Padre, e porteranno il tuo Evangelho nelle scuole, Signore, e porteranno il tuo Evangelho nelle amicizie, Signore. Io dichiaro, Signore, famiglia, Signore, innalzate nella tua presenza. Io dichiaro guarigione, Signore. Io dichiaro restaurazione, Signore. Io dichiaro, Signore, prosperità, Signore. Ah, Padre, io dichiaro porte aperte, Signore. Io dichiaro porte aperte di nuovi appartamenti, Signore. Io dichiaro, Signore, luoghi, Signore, dove le famiglie vivranno, Signore, felici, Signore. Padre, noi sappiamo che c'è un momento difficile, Signore, ma noi dichiariamo, Signore, che noi ancora in mese di gennaio, Signore, ascolteremo delle testimonianze, Signore, di porte che il Signore ha aperto, Padre. Padre, noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo salvezza per la nostra casa, noi dichiariamo salvezza, Signore, per la nostra famiglia, noi dichiariamo liberazione, Padre, noi dichiariamo, Signore, che noi imporremo le mani, Signore, sulla nostra famiglia, Signore, e la nostra famiglia sarà guarita. Noi dichiariamo, Signore, che noi abbiamo l'autorità del cielo sulle nostre mani, Signore, e noi dichiareremo sulla nostra casa, e noi, Signore, dichiareremo sulla nostra famiglia, e la nostra famiglia sarà salvata, e la nostra famiglia sarà liberata, Signore, liberata da vizi, Signore, che, Signore, forse fino adesso, Signore, noi abbiamo lottato, Signore, e non ci è mai stato successo, Signore, ma noi dichiariamo che 2024 sarà questo anno, Signore, sarà questo anno di trasformazione, sarà questo anno, Signore, in cui lo Spirito Santo agirà in mezzo alla nostra casa e alla nostra famiglia, Signore, e al di sopra di tutto, Signore, noi dichiariamo che la nostra casa servirà al Signore. Noi dichiariamo che io e la mia famiglia serviamo al Signore. Noi dichiariamo che in 2024 nessuno si perderà, nessuno si allontanerà, Signore, perché è sotto la tua protezione. Noi dichiariamo, Signore, che noi arriveremo in 2025, Signore. Noi dichiariamo in 2025 in cui nessuno si allontanerà, ma tutti, Signore, arriveranno ancora altre persone che noi non immaginiamo, Signore, altre persone della nostra famiglia, della nostra casa, Signore, perché noi dichiariamo, Signore, che la nostra casa servirà al Signore. La nostra casa è protetta sotto le tue mani, Signore, perché se il Signore è con la nostra famiglia, perché se il Signore è con la nostra casa, chi sarà contro di noi, Padre? E per questo noi dichiariamo, Signore, famiglia benedetta e famiglia che servono, Signore, il tuo nome, Signore, nel nome di Gesù, in nome di Gesù, Signore. Amen, Padre. Io ti aspetto qui, la mia porta l'ho chiusa per te. Sono qui, ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho già il cuore pronto per ti prego, vieni oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono
aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho già il cuore pronto, ho già il cuore pronto per te. Ti prego, vieni e riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, Gesù, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Fammi restare. Prendi la mano della persona che è accanto a te e dici: Dio, tu sei qui vicino a noi. Dio, tu sei qui vicino a noi. Dio, tu sei qui vicino a noi. Facci restare qui con te. Dio, tu sei qui vicino a noi. Dio, tu sei qui vicino a noi. Dio, tu sei qui vicino a noi. Facci restare. Dichiara: Dio, tu sei qui vicino a noi. Dio, tu sei qui vicino a noi. Dio, tu sei qui vicino a noi. Facci restare qui con te. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, solo la tua presenza, è
Signore Gesù, noi vogliamo ringraziarti per quest'anno. Vogliamo ringraziarti per ogni gioia, Signore. Vogliamo ringraziarti per ogni dolore. Vogliamo ringraziarti per tutto quello che tu hai messo davanti alle nostre vite in ogni mese di quest'anno, a noi e della nostra famiglia. Ma oggi, Signore, noi vogliamo ringraziarti per tutto ciò che sarà questo 2024. Sarà un 2024 di grandi cose se siamo alla tua presenza. Sarà un 2024 in cui vedremo il tuo sovrannaturale. Sarà un 2024 in cui tu, sono certo, sarai con noi. E per questo noi siamo qua oggi a lodarti e a ringraziarti per ogni cosa tu hai fatto, tu fai e tu farai nelle nostre vite. Noi vogliamo vivere un nuovo inizio e vogliamo viverlo insieme a te, nel nome di Gesù. Siete pronti? Manca poco, quanto manca? 3 minuti? 3 minuti? Tutti qua, tutti qua, tutti qua. Lodiamo il Signore con un'ultima canzone. L'ultima lode dell'anno. Una nuova storia voglio scrivere. Io avanti andrò. Io avanti andrò perché mi fido di te. Vissi in mezzo al cammino devo piangere. Allora Non ritornerò perché tu sei con me. Allora parlerò, allora griderò, e allora mi proseguirò ad ora dire. Allora parlerò, allora
Compleanno! Ciao compleanno! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla Grace, tanti auguri a te. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aspettate che ci saranno i dolci da mangiare tra poco. C'è anche la torta di compleanno. Então eu direi, E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando. em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e se abrirá. E eu passarei pulando e dançando. Em sua presença. Então eu direi, Abra-se o mar. e eu passarei. Pulando e dançando em sua presença. E por isso eu pulo. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença. Ei, vai na hora. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço. Na presença. E o brado. Por isso Eu grito, 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 grito na presença do rei. eu corro. Corro, 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 corro na presença do rei. Então eu direi, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, Abra-se o mar. e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Jesus! Tu che respiri, loda il Signore. E ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore. E ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore. E ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore. In ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore. In ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore. In ogni tempo, loda il Signore. eu tava fazendo tudo.
olha o doce, olha o doce, olha o doce.